Ci eravamo lasciati nella passata stagione con la Juveniglia di Padova promossa in C maschile ed in B2 femminile. Ora la società è cresciuta ulteriormente ed assieme al settore calcio conta 320 tesserati. Il numero nostro di atleti è cresciuto ulteriormente quest'anno, oggi vantiamo 323 presenze suddivise tra pallavolo e calcio. Partiamo dai bambini dei primi calci fino agli allievi, quindi 16-17 anni. Invece nella pallavolo abbiamo rafforzato il mini volley, quindi bambini di 5-6 anni, e poi cresciamo fino ad arrivare appunto alla C e alla B2 femminile. Nonostante più di 300 atleti e le categorie importanti raggiunte, la Juveniglia Buonpastore non ha perso di vista la propria vocazione primaria. Allora, noi tradizionalmente siamo legati alla parrocchia, siamo legati all'istituto dei erogazionisti che ci ospitano nelle loro strutture. Cerchiamo di mantenere queste radici, cerchiamo di far sì che l'atleta qui faccia sport in un ambiente sano, in un ambiente che non veda solo il risultato sportivo ma veda anche la crescita umana dell'atleta, anche perché lo sport, per come la vedo io, ma come penso la vedano anche i miei collaboratori, è un mezzo, è una palestra di vita per poi affrontare l'impegno di vita che ci sarà poi negli anni successivi. Per quanto riguarda la serie B2 femminile, l'organico è parzialmente cambiato. In particolare è nata una bella collaborazione con la società del Vispa, che milita in Serie C. Siamo due società praticamente che si sono fuse sostanzialmente, perché arriviamo in 5 dal Vispa e sono rimaste un buon gruppo della Juveniglia dell'anno scorso, quindi ovviamente non ci conosciamo ancora alla perfezione, però già rispetto alle prime partite si sono visti dei miglioramenti in gioco, in campo, anche in spogliatoio stesso stiamo creando un bel gruppo. Una questione di stimoli sta probabilmente alla base dell'approdo di 5 atlete del Vispa al Metal System. Ma no, era parecchio tempo che eravamo in Vispa, comunque una società veramente deliziosa, avevamo voglia di cambiare aria, di cambiare più stimoli nuovi e abbiamo scelto un'altra società vicina che attualmente è gentile, che ci ha accolto senza problemi. Fra le confermate c'è il capitano della promozione Manola Ziglio, che riconosce nella salvezza l'obiettivo stagionale. Cos'è cambiato? È cambiato l'allenatore? È cambiato che la categoria, soprattutto che siamo passati in B2, sono cambiate 7 ragazze, praticamente è l'obiettivo non si dice, però credo che sia la salvezza, perché comunque come primo anno di Serie B, ragazze che comunque si conoscono da quest'anno, credo che l'obiettivo minimo sia la salvezza, perché insomma è difficile, è una categoria molto più impegnativa e tante di noi è la prima volta che la fanno e di conseguenza quello è l'obiettivo. L'allenatore è nuovo, si diceva. Sentiamo cosa ha dichiarato ai microfoni di Zona Volley. Noi abbiamo voluto a tutti i costi giocare in questa struttura perché il pubblico è quello di casa, ci sostiene, è addirittura il 7° giocatore in casa. E la società, io l'ho sempre detto, l'ho ringraziata già dal primo giorno, perché il 25 di agosto quando siamo partiti avevamo tutto a disposizione, quello che ci serviva per poter iniziare la stagione nel migliore dei modi, perciò un grande applauso alla società. La Juveniglia si sta confermando punto di riferimento per quanto riguarda il volley nel proprio quartiere e nell'intera città di Padova. Sì, direi di sì, anzi non solo quartiere Arcella, perché per essere chiari in città Padova, città da 200.000 abitanti, abbiamo Micromeccanica B1 e poi ci siamo noi. Per il maschile ci siamo noi e il Vempa, quindi oggettivamente rappresentiamo la pallavolo di vertice della città di Padova.